Ciao Natellino, sento che te mi fai proprio rida, ma no perché te sei un comico, perché te hai detto una gran castronada. E ora, ti te dici che lingua veneta non è che sì. E mi te faccio un video per aiutarti a capire che te sei proprio fuori strada. Te metto anche i sottotitoli in italiano, visto che te hai detto che te hai problemi con le varianti, ma tanto sono sicura che si capimo stesso. È la L de Verona e de Belun che te fa problemi? O se la S che te mette in confusione? Gat tu problemi con la U? Gas tu problemi con la S? Ha tu problemi con la G? Perché se zuga ballon a cusinati o zuga ballon ad arsie, sono sempre io a correre in tel campo. Avevo idea che il tuo problema è questo qua. Ti regole te le dopari senza saper neanche che le ghese. E te faccio un esempio. Per fare una domanda in inglese te dopari il do e per farla in veneto te dopari le desinenze interrogative. You come home, te vieni in casa, ti vieni in casa, vieni a casa. Do you come home? Vieni tu casa, vieni tu casa, vieni a casa. O all'imperativo. Come home. Vieni in casa. Vieni a casa. Te che hai visto che in italiano è se compagne. Praticamente se si arrangia col tono de avose. Invece il veneto è già proprio le sue forme dedicate. Oppure poi tempi progressivi. In inglese te doperi il verbo essere per la ing form. E in veneto te doperi il verbo essere per drio. Facciamo un esempio. She is crying. La sedrio criar. Lei sta piangendo. Oppure I'm tending the children. Sudrio tendere i putei. Sto badando ai bambini. Boh, ghesè un sacco di modi di dire putei. I butei, i boce, i cei, i fioi, ma anche in italiano. I bimbi, i pargoli, gli infanti, i piccoli. Ma questa è la ricchezza della lingua. Ecco, te ho fatto due o tre esempi tanto per farti capire che il Veneto è già la sua struttura naturale, che se è rimasta compagna, anche se per più di 100 anni noi altri non abbiamo potuto scriverla, perché a scuola i nega insegna solo che l'italiano, e i nega detto che il Veneto è da contadini, ma noi altri se intendimo. Se te vuoi capire che ne è P, te che da studiare. You have to study. E come che diceva Stiani, prima di parlare, tasi.